Me non ho avversari, gli altri puoi fare più chi vuole. Non poteva che essere questa la risposta del presidente De Poli alle critiche sulla sua gestione di Fondazione Cassamarca. Presidente che non si sottrae a nessun commento e a chi ipotizza un piano preciso per il futuro di Fondazione con al centro il nuovo vice Giampaolo Gobbo precisa. Non ho nessun piano, vado avanti, faccio quello che devo fare. E sente, poi questa cosa del consiglio di amministrazione con Pagotto che si è dimesso, che ha detto che insomma... Ma cosa va in sé, che cosa gli interessa? No, mi vado avanti per la strada, amen. Stop. Beh, dicono che insomma lei non ascolta nessuno, va avanti. E anche dirmi cosa gli dice che non mi interessa. Più morbido sul futuro dell'università nei rapporti con gli Atenei di Padova e Venezia. Vedremo quello che c'è da fare, vivendo, dialogando, facendo. Comunque lei punta a tenere diciamo, i rapporti sia con Padova che con Venezia? Ma che discorso, come faccio a morale? Poi c'è il capitolo Camera di Commercio alla Piani. Io non premo su nessuno, non costringo nessuno, non ho suggerimenti da dare a nessuno, ciascuno vede e fa quel che ritiene. L'ultimo tocco ironico, determinato dall'età e dall'esperienza, gli fa dire in riferimento al commento nei suoi confronti da parte del governatore del Veneto. Ieri ad esempio il presidente Zaia dice è finito il tempo del mecenatismo ed è anche giusto che De Poli insomma, si faccia da parte, che lasci spazio in fondazione a qualcun altro. Zai è pur sempre l'ultima lettera dell'alfabeto.